Israele ha annunciato che invierà negoziati a Doha o al Cairo il 15 agosto, rispondendo all'offerta di mediazione degli Stati Uniti, di Egitto e Qatar. L'obiettivo è raggiungere rapidamente un accordo sul cessate il fuoco a Gaza e sulla liberazione degli ostaggi. Hamas ha richiesto il rilascio di Marwan Barghouti come parte dell'accordo, richiesta sostenuta anche dagli USA e dai mediatori. Nel frattempo, l'esercito israeliano ha lanciato un'operazione di terra a Khan Yunis, nella striscia di Gaza meridionale, e continua a combattere in altre aree della regione. Inoltre, razzi lanciati dal Libano hanno colpito Kiryat Samoa, senza provocare vittime. Questa mattina, dalle 7:30 alle 9:30, numerosi stabilimenti balneari in Italia hanno aderito a uno sciopero simbolico, chiudendo gli ombrelloni per 2 ore. La protesta, organizzata da SIB Confcommercio e FIBA Confesercenti, mira a sensibilizzare il governo sulla necessità di chiarire il futuro delle concessioni balneari, che scadranno alla fine dell'anno. Tuttavia, la categoria è divisa. Alcune organizzazioni, come Assobalneari e Federbalneari, hanno deciso di non partecipare, definendo l'iniziativa spot. La partecipazione è stata particolarmente alta in Liguria, con un'adesione del 90-100%, e in Sardegna, dove molte spiagge, come il Poetto di Cagliari, hanno chiuso per 2 ore. Sulla costa romana, la protesta ha coinvolto quasi tutti gli stabilimenti, mentre nelle Marche circa il 50% degli operatori ha aderito. In Versilia solo 1 stabilimento su 4 ha partecipato, con una serrata totale a Lido di Camaiore. La protesta è stata meno sentita sulla Riviera Romagnola e in Sicilia, dove l'adesione è stata a macchia di leopardo. In Calabria la manifestazione è passata quasi inosservata, con alcuni titolari di stabilimenti che non erano nemmeno a conoscenza dello sciopero. In risposta alla mobilitazione, il presidente di FIBA Confesercenti, Maurizio Rustignoli, ha sottolineato la necessità di una legge definitiva che dia certezze al settore, mentre il Codacons ha definito lo sciopero un flop, criticando l'organizzazione divisa e le adesioni inferiori alle aspettative. Nonostante le divisioni, la protesta ha attirato l'attenzione sulla questione delle concessioni demaniali, un tema che rimane cruciale per il futuro delle imprese balneari italiane. A Tavuglia, in provincia di Pesaro Urbino, un litigio tra famiglie di origine albanese si è trasformato in una tragedia, quando Dritan Idrizi, 38 anni, è stato accoltellato al cuore ed è morto successivamente all'ospedale di Cattolica. La rissa è avvenuta intorno alle 22 e ha coinvolto almeno altre 4 persone, rimaste ferite e trasportate all'ospedale di Pesaro. Secondo le prime indagini, Idrizi e alcuni amici, armati di bastoni e spranghe, si erano recati a Tavuglia per riscuotere 5.000 euro legati a presunti lavori edili. La lite è esplosa perché l'altra famiglia rifiutava di pagare, degenerando in una violenta colluttazione. Idrizi è stato colpito da 3 coltellate al petto, risultate fatali. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Pesaro, continuano per omicidio, tentato omicidio e lesioni gravi, ma finora nessuno è stato arrestato. Un 12enne di Argenta, in provincia di Ferrara, è stato salvato dai suoi genitori dopo essere andato in arresto cardiaco, grazie alle istruzioni ricevute in videochiamata da un'operatrice del 118. Il ragazzo, che soffre di una patologia cardiaca congenita, si è sentito male nel primo pomeriggio. I genitori, guidati dall'infermiera Enrica Pasquali della centrale operativa 118 Emilia Est di Bologna, hanno eseguito le manovre di rianimazione fino all'arrivo dell'ambulanza. Il ragazzo è stato defibrillato e stabilizzato, poi trasportato d'urgenza alla cardiochirurgia pediatrica del Policlinico di Sant'Orsola. Estubato il giorno successivo, è fuori pericolo e senza danni neurologici. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato la sospensione del social network X, ex Twitter, in Venezuela per 10 giorni, a seguito di una sua proposta. L'agenzia delle telecomunicazioni Conatel ha preso la decisione richiedendo che X presenti gli incassi richiesti. Maduro ha accusato X di incitare all'odio e promuovere una guerra civile tra venezuelani e ha criticato il proprietario del social, Elon Musk.
Questo blocco potrebbe essere l'inizio di un controllo più rigido sui social media nel paese, poiché anche l'app di messaggistica Signal risulta irraggiungibile per molti utenti. Audio